Quando provi del disagio, magari del mal di testa, della contrazione muscolare nella zona del collo e non sai veramente come risolverlo più perché hai già provato fisioterapia, hai già provato della ginnastica, dei massaggi, questa sensazione di arresa ti porta a un senso di depressione, se vogliamo, un senso in cui pensi di non uscirne più. E ci sono passato molte volte, per molto tempo in questo periodo in cui non sai più cosa fare, ne provi tutte e allora ti lasci un po' andare. Però dopo arriva sempre un qualcosa, un contenuto su YouTube che ti accende la lampadina e dici, ah, forse non avevo visto questo, non avevo visto questa connessione. Per me è stato così. Dopo una sofferenza di diversi anni da cervicalgia ho trovato la connessione con le emozioni represse. Sono sempre stato uno che reprimeva molto i suoi sentimenti, non li faceva, diciamo, vedere al di fuori, perché pensavo che se una persona è quieta e calma, allora è forte, quindi non deve fare trasparire le proprie negatività. E più facevo così e più i sintomi andavano su. Quindi se stai guardando questo video e soffri di cervicalgia in particolare, emicrania, comunque zona del collo e della testa, ti dico che puoi fare 100.000 differenti terapie, nulla funzionerà se non ti prendi cura delle tue emozioni, di come reagisci alle sensazioni, prima interne e dopo quelle esterne, quindi al lavoro, alle relazioni. Se non capisci che c'è un collegamento diretto uno a uno tra le tue emozioni represse e i tuoi sintomi, nulla cambierà. Questo è il mio augurio di studiare, farti studiare, che i tuoi sintomi non sono a caso, non arrivano a caso, arrivano proprio nei momenti in cui il sistema nervoso ha raggiunto un livello massimo di repressione. Ci sono delle situazioni in cui questo può arrivare ad essere per anni, decenni, prima che riprendi il controllo. E guarda, studia riguardo le emozioni represse, perché lì è il fulcro, è il problema. Per evitare di fare 100.000 giri fisiatrici, ortopedici e quant'altro. Questo è il mio augurio. Guarda le emozioni, studia le emozioni e sperimentalo su di te.